Ogni giorno che passa, Venezia perde 3 abitanti. Ogni giorno che passa, a Venezia ci sono quasi 25 posti letto turistici in più, perlomeno considerando la media del 2016-2018. Quelli resi noti nella sede del gruppo 25 aprile dall'Osservatorio Civico Indipendente per la Casa e la Residenzialità a Venezia sono i numeri della scomparsa dopo 1000 anni di storia del tessuto sociale di una città. Abbiamo utilizzato tre tipi di fonti dati diverse. Il primo sono le fonti dati del comune, cioè sul portale GeoIDS ci sono i dati sulle locazioni turistiche e le strutture alberghiere nel territorio. La seconda fonte invece è l'ufficio statistica della regione, che fornisce la serie storica sulle strutture ricettive sia alberghiere che non dal 97 al 2018, e la terza fonte dati sono i dati scaricabili liberamente da chiunque dal portale Inside Airbnb. A Cannareggio e Castello, tradizionalmente i sestieri in cui resiste ancora un barlume di città, il rapporto è ormai di un turista per ogni abitante e mezzo. A San Polo, Santa Croce e Dorsoduro il rapporto è di 1 a 1, un residente, un turista. Nel sestiere di San Marco, per ogni residente ci sono 2 turisti e mezzo. In un isolato su 4 ci sono più posti letto per turisti in locazioni turistiche che veneziani residenti. I posti letto hanno conosciuto un boom guardando i dati soprattutto dal 2016, il 2017 e il 2017 e il 2018. In questi ultimi 2 anni sono aumentati di quasi 18.000 posti letto totali, che è quanto ci avevano messo a aumentare nei 15 anni precedenti come termine di paragone. Sono dati di fronte ai quali è lecito domandarsi se tra poco Venezia potrà ancora definirsi una città, visto che l'esodo dei residenti e le aperture turistiche non solo continuano, ma oramai coinvolgono massicciamente anche Mestre. Sono dati di fronte ai quali è lecito domandarsi che piano, che idea, che progetto, che visione di città abbiano o abbiano avuto le giunte che si succedono da decenni a Caffarsetti. Il turismo del B&B, oltretutto, è a beneficio di pochi. E se guardiamo gli annunci presenti per appartamenti interi sulla piattaforma di Airbnb, vediamo che circa 2 su 3 appartengono a un gestore che ne gestisce più di uno, e quindi c'è una minoranza di host che gestisce la maggior parte degli appartamenti, quindi non è vero che sono soprattutto appartamenti di singoli che fanno attività occasionali, che affittano una stanza in più. E nello specifico, per esempio, c'è il 5% che accentra la maggior parte degli annunci, che ne gestisce un terzo degli annunci totali sulla piattaforma.